dare nuova luce alle meravigliose opere custodite nella Basilica del Santo. Dopo l'esperienza del restauro delle luci dell'oratorio di San Giorgio, la veneranda arca di Sant'Antonio si è posta l'obiettivo ambizioso di illuminare la cappella del Beato Luca Belludi, la cappella di San Giacomo, già nei cicli dell'Urbs Picta riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, il presbiterio con i bronzi di Donatello e la cappella dell'Arca, luogo di devozione antoniana. Questo progetto infatti riguarderà l'illuminazione dei due cicli pittorici oggetto dello Spicta ancora presenti nella Basilica, specificatamente la cappella del Beato Luca Belludi di Giusto de Menabuoi e la cappella di San Giacomo di Altichiero d'Azevio. Investirà poi l'altare maggiore e le formelle laterali di Donatello e di tutta la sua scuola, per finire poi nell'Arca del Santo, espressione della grande scultura rinascimentale, con opere di Sansovino, Campagnola e altri. Dopo l'incoronazione di patrimonio dell'UNESCO per i suoi cicli pittorici, grazie alle sinergie messe in campo, la città di Padova può ora contare su una serie di rinnovate gemme. E oggi si sta, come dire, dimostrando la vivacità di questa città, del patrimonio culturale, passando attraverso, come già era capitato qualche mese fa con la Cappella di San Giorgio, passando attraverso la scelta di vedere, di avvicinare questi importanti cicli, per fortuna ben conservati. Questo dimostra l'attenzione del governo della Basilica rispetto al mondo della tutela e della conservazione del patrimonio culturale. Oggi, come dire, festeggiamo un colpo d'occhio nuovo, uno sguardo che sicuramente desterà parecchie sorprese.